Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il direttore di Gente, Umberto Brindani, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuto su Radio Libertà. Allora, come i nostri ascoltatori sanno, nelle ultime settimane abbiamo reputato anche noi di accendere un focus col nostro punto di vista sull'eterno caso di Garlasco, no? Sì. Lo facciamo, lo ribadisco in estrema sintesi, perché a nostro giudizio c'è in ballo molto di più di quello che è già un orrendo caso di cronaca nera con 1000 domande, ma c'è in ballo proprio l'essenza del nostro vivere civile, del nostro amministrare la legge e la giustizia, del nostro stare insieme, diciamo. Allora, su Gente, devo dire che conducete, non da oggi, da illo tempore, un sano lavoro, diciamo, che coltiva il dubbio. Non mi permetto di dire, non è che spacciate, diciamo, certezze speculari alle certezze ormai indifendibili, io credo, di certo mainstream giornalistico, ma avete l'atteggiamento laico di indagare il dubbio e di non chiudere gli occhi di fronte ad alcun pezzo di questa storia orrenda. Tutta questa pippata introduttiva per coinvolgerti subito nella discussione, perché voi recentemente, con una diciamo inchiesta della bravissima Rita Cavallaro, devo dire, collega bravissima, avete messo in fila quelli che avete chiamato i 47 errori dell'indagine Garlasco. Ora, ci vuoi spiegare? Io poi ce ne sono alcuni che mi hanno colpito particolarmente, no? Ma cosa vuol dire questo affresco? Cosa ci racconta di questa storia, questo affresco obiettivamente anomalo che avete tratteggiato dei 47 errori? Beh, innanzitutto ti ringrazio di aver notato che col nostro giornale stiamo, come hai detto tu correttamente, coltivando il dubbio, perché insomma non è il primo caso di cui io mi occupo direttamente. Ti faccio solo l'esempio della strage di Erba, Certo. che ha avuto diciamo un esito, come dire, dal mio punto di vista non positivo, perché non è stato possibile riaprire un processo, riaprire una vicenda che di dubbi ne aveva tantissimi, diciamo. Però è vero che in questo caso, cioè nel caso di Garlasco, stiamo cercando di capire insieme diciamo, a chi si occupa direttamente delle indagini, diciamo, come posso dire, parallelamente a chi si occupa direttamente delle indagini, stiamo cercando di capire che cosa c'è di sbagliato in questa vicenda. E quindi, siccome si parlava continuamente degli errori fatti durante le indagini, successivamente durante alcuni dei processi che ci sono stati, insieme alla collega, che confermo bravissima, Rita Cavallaro, ci siamo detti proviamo a contarli gli errori. E quindi un paio di settimane fa siamo usciti con questo numero, cioè ne abbiamo contati 47. Ti posso anticipare che poi nel frattempo ne sono emersi altri, per cui nel prossimo numero integreremo e saremo costretti ad aumentare questa cifra. Sono ben più di 47 in realtà gli errori. Ben più. Possiamo dirci subito, diciamo, che non credo, correggimi se sbaglio, che sei molto più esperto di me, soprattutto su questi temi. Non credo sia normale che un'inchiesta così rilevante assommi una tale quantità di errori, però. No, tra l'altro trovo anche, come posso dire, poco commendevole che di fronte ad alcuni di questi errori ci sono esperti, diciamo personaggi che hanno o contribuito alle indagini o comunque hanno titolo per parlare, che talvolta dicono, beh, sai, è normale che un certo verbale magari non venga firmato da chi l'ha redatto, è normale che ci possa essere stata una superficialità nella manipolazione del cadavere, cose che succedono e così via. Ecco, io penso che non sia affatto normale, soprattutto perché stiamo parlando della morte di una ragazza, stiamo parlando di una famiglia
come dire, che ha perso la figlia, stiamo parlando di una famiglia che ha perso da 10 anni in carcere il figlio, sto parlando di Alberto Stasi, che potrebbe essere innocente, stiamo parlando di una vicenda che alla fin fine riguarda tutti noi, quindi non è affatto normale che ci siano errori e che ce ne siano così tanti e che ce ne siano di così importanti, perché per esempio il fatto di aver manipolato il cadavere di Chiara Poggi, cancellando per sempre quelle 4 impronte che erano state impresse evidentemente dall'assassino sulla spalla della povera Chiara, questo è un errore gravissimo che può aver assolutamente compromesso la ricerca della verità, e come questo ce ne sono altri. È come se, come dire, è come togliere la firma dell'assassino, via, diciamola così. Sì, poi naturalmente è stato detto che sarebbe stato molto difficile, se non impossibile, risalire da quelle 4 impronte a una versione che, come si dice, dattiloscopica, cioè sarebbe stato impossibile capire se quelle impronte di vita, perché la trama del tessuto l'avrebbe impedito. Però naturalmente questo a posteriori non possiamo saperlo, insomma. Sarebbe stato opportuno prima di muovere il cadavere tagliare quel tratto di stoffa e conservarlo come un reperto da analizzare. Questo non è stato fatto. Certo, ed è cronaca. Aggiungo solo quelli che a me son parsi particolarmente clamorosi, per dare un'idea, no, ai nostri ascoltatori: i capelli trovati nel bagno non repertati, il fatto che un gatto è stato libero di girare sulla scena del crimine, il fatto che non son state sequestrate tutte le bici nere della zona che una testimone chiave ha descritto in modo, diciamo, compiuto, addirittura il fatto che quando viene sequestrato il computer all'ormai sospettato Alberto Stasi, questo computer venga manipolato. Ora mi fermo qui e ti dico, ma questo cumulo di errori, diciamo, sciatterie, superficialità, non è di per sé sufficiente a introdurre quel ragionevole dubbio per cui comunque Stasi non doveva essere condannato? Ma sì, sono assolutamente d'accordo con te, potrei aggiungere l'ingresso dei primi carabinieri senza i calzari, potrei aggiungere la spazzatura che è stata lasciata 8 mesi prima di venire sequestrata e repertata, insomma sono 47, anzi sono più di 47, quindi potremmo probabilmente annoiare gli ascoltatori se li elencassimo tutti, no? Però sono assolutamente d'accordo con te, ma il punto vero, cioè il ragionevole dubbio, sarebbe dovuto sorgere non tanto dopo la conta degli errori, ma sarebbe dovuto sorgere esattamente 16 anni fa, e cioè dopo la prima assoluzione di Alberto Stasi, perché Alberto Stasi è stato processato, è stato in primo grado assolto ed è stato assolto anche in secondo grado. Ora io ritengo che dopo 2 assoluzioni, non una ma ben 2 assoluzioni, sia logico pensare che di dubbi ce n'erano tantissimi, quindi è a quel punto che avrebbe dovuto, come dire, fermarsi la macchina giudiziaria, cosa che invece non è successo. Non è successo, è andata avanti, e devo dire che all'ultimo episodio, e questo anche qui correggimi se sbaglio, credo sia anch'esso abbastanza irrituale, cioè in Cassazione l'accusa chiede l'assoluzione e ciò nonostante viene emessa la condanna. Non credo sia un caso molto comune, ecco. No, assolutamente. È stato il procuratore generale Oscar Cedrangolo che nella sua requisitoria finale ha elencato tutti, perché la condanna di Alberto Stasi è avvenuta non perché ci fosse una prova, la famosa pistola fumante, la prova regina, ma semplicemente perché c'erano una serie di indizi contro di lui che nelle prime 2 fasi, cioè in primo grado e in appello, non erano stati giudicati sufficienti per condannarlo, e poi successivamente durante il processo di appello bis nel 2014 sono stati considerati gravi, precisi e concordanti, e quindi considerati nel loro insieme questi indizi hanno portato a una condanna
che poi è stata appunto confermata dalla Cassazione. Prima che la Cassazione nel 2015 confermasse definitivamente la condanna di Stasi a 16 anni di carcere, il procuratore generale Cedrangolo, cioè giustamente come rilevavi tu, l'accusa, aveva passato in rassegna questi indizi ed era giunto alle stesse conclusioni dei primi due processi. Aveva concluso dicendo: con questi indizi io non sono in grado di dire se Alberto Stasi sia innocente o colpevole, e neppure voi, rivolto ai 5 giudici di Cassazione, i quali non hanno fatto un plissé, si sono rinchiusi in camera di consiglio e il giorno dopo se ne sono usciti confermando la condanna. Quindi diciamo il fatto che l'accusa stessa avesse detto di annullare il processo, cioè annullare l'appello bis del 2014, non ha convinto i giudici di Cassazione. Quindi adesso siamo qui dopo 18 anni dal fatto a parlarne ancora. Certo, e parlandone ancora ti cito 2 elementi, diciamo, uno che è un classico delle indagini scientifiche e uno che è un classico delle indagini tradizionali, no? Allora, il primo è il DNA. Io faccio, come dire, volutamente osservazioni semplicistiche, poi ovviamente tu me le svisceri dal tuo punto di vista, ma DNA, sotto le unghie della povera Chiara c'è un DNA che secondo la nuova procura è dell'attuale indagato Sempio, ma che comunque non è di Stasi. Nella bocca della povera Chiara, anche questo si scopre 18 anni dopo, c'è un DNA di un ignoto che non è Stasi, cioè uno dei pochi DNA, adesso lo dico una, ahimè, battuta tragica, uno dei pochi DNA di Garlasco che non c'è in quello scenario è quello dell'attuale condannato. L'elemento invece tradizionale è, parliamo diciamo dell'alibi. Tu mi confermi che Stasi, per come dire, rimanere fuori da quello che è rimasto comunque il suo alibi intatto, dovrebbe essere una sorta di killer iperprofessionista della mafia americana? Guarda, parto dalla tua seconda considerazione. Allora, in sostanza che cosa succede? Che in un primo momento era stato stabilito l'orario della morte di Chiara tra le 10:30 del mattino e le 12:30. Poi si è scoperto dopo 2 anni, cioè nel 2009, che in realtà Stasi aveva cominciato ad operare sul suo computer dalle 9:35 e l'aveva fatto ininterrottamente, cioè aveva lavorato, aveva modificato la tesi, eccetera, eccetera. Quindi non poteva essere stato lui tra le 10:30 e le 12:30. Quindi a quel punto cosa è stato fatto? È stata anticipata l'ora della morte. Quindi l'ora della morte della Chiara è stata anticipata a prima delle 9:35. Mi segui? È troppo complicato? Come dire, per adeguarla alla finestra di opportunità, non so come chiamare. Esatto, la finestra di opportunità a questo punto si è ristretta a soli 23 minuti, perché l'allarme di Casa Poggi è stato tolto alle 9:12 del mattino, quindi tra le 9:12 e le 9:35 Alberto Stasi avrebbe dovuto fare la mattanza, perché purtroppo di mattanza si è trattata, avrebbe dovuto aggirarsi per la casa, avrebbe dovuto riprendere la bicicletta, avrebbe dovuto tornare a casa tutto probabilmente imbrattato di sangue, avrebbe dovuto accendere il computer e mettersi a lavorare come se nulla fosse. Questo, diciamo, senza peraltro essere visto da nessuno nel tragitto. Visto da nessuno. Questo insomma è una cosa che cozza con la logica e col buon senso, insomma, assolutamente. Quanto al DNA, è vero quello che dici, non c'è una sola traccia di DNA di Stasi sulla scena del delitto, e ci sono altre tracce. C'è una traccia che è quella rilevata sulle unghie di Chiara, che in un primo tempo non è stata attribuita a nessuno, è stata anzi confrontata con il DNA di Alberto Stasi con risultato negativo. A quel punto è stato detto che quella traccia di DNA non era leggibile, ma la Procura di Pavia e i consulenti e i periti incaricati dalla Procura di Pavia oggi dicono che invece quella traccia è perfettamente leggibile ed è di Andrea Sempio.
è in corso l'incidente probatorio che dovrà stabilire entro il 24 di ottobre, dovrà stabilire definitivamente se quella traccia è effettivamente di Andrea Sempio. E poi è venuta fuori di recente l'altra traccia, quella trovata nel cavo orale, cioè nella bocca di Chiara, che è stata definita ignoto 3, sulla quale gli inquirenti stanno lavorando per capire se si tratta di una contaminazione oppure no. Perché se non si tratta di una contaminazione, cioè se nessuno di coloro che hanno avuto contatti con il cadavere, quindi persone che l'hanno spostato, persone che l'hanno esaminato e così via. Come dovrebbe essere, mi permetto di come dovrebbe essere? Come dovrebbe essere e come, devo dire, la difesa di Stasi e credo anche gli inquirenti si aspettano, se non ci sarà, se non verrà rilevata contaminazione, noi saremo in presenza di un DNA completo, preciso, che individua una persona precisa, e questa persona non può che essere l'assassino o complice dell'assassino, perché nessuno avrebbe potuto far finire il proprio DNA nella bocca di Chiara se non in quegli istanti, perché sennò poi si sarebbe dissolto. Quindi in realtà io credo che tutto o quasi tutto si gioca sulla possibilità di capire a chi appartiene questo famoso ignoto 3, e lo scopriremo credo a breve, prossimamente. Certo, in quel caso sarebbe effettivamente un punto di non ritorno anche rispetto all'attuale verità, come dire, depositata in sede giudiziaria, ecco, perché cambierebbe tutto. Sarebbe innanzitutto la conferma assoluta che Alberto Stasi non c'entra niente. E quindi poi successivamente ci sarà sicuramente la richiesta di revisione del processo, ci sarà una revisione del processo a Stasi, anche se lui nel frattempo sarà uscito ampiamente dal carcere, sarà libero, e quindi Alberto Stasi verrà anche dalla giustizia italiana definito innocente e avrà sicuramente un risarcimento. E poi secondariamente, a seconda di chi verrà individuato come titolare di quel DNA chiamato ignoto 3, avremo una nuova verità, che si spera sia quella vera. Certo. Facciamo un break, ma solo di 30 secondi, torniamo subito con Umberto Brindani. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Buongiorno, rieccoci rientrati col direttore di Gente Umberto Brindani, con cui stiamo affrontando le 1000 spigolature, misteri irrisolti del caso Garlasco. A tal proposito volevo citarti quello che mi sembra, come dire, il mistero dei due testimoni, no? Mi riferisco all'ormai televisivamente famoso Muschitta, in quanto testimone definito inattendibile, che se ipotesi del terzo tipo al momento, se invece fosse attendibile, come dire, avrebbe portato una testimonianza saliente, e la signora Bermani, mi pare, che fin da subito descrisse molto chiaramente una bici nera fatta in un certo modo, e poi noi sappiamo che la faccenda della bici nera è stata decisiva nell'iter processuale. Ci vuoi un po' spiegare perché sono due snodi rilevanti? Sì, la cosa più clamorosa è questa famosa testimonianza di Muschitta, il quale diversi giorni dopo l'omicidio, convinto dai suoi familiari e dai suoi colleghi di lavoro, eccetera, è andato a raccontare di aver visto una ragazza bionda in bicicletta con in mano uno strumento che lui ha individuato come una sorta di attizzatoio per il cammino, nell'orario in cui, verso le 9:30, in cui si presume che fosse stato
compiuto l'omicidio. Insomma, questa testimonianza lui l'ha resa agli inquirenti dell'epoca, quindi nel 2007, con un lungo verbale, raccontando con grande precisione tutto. Poi c'è stata un'interruzione di un'ora del verbale, e quando il verbale è ripreso, dopo poco più di un'ora, Muschitta ha fatto mettere a verbale due cose stranissime. Cioè, prima ha fatto scrivere: confermo tutto quello che ho detto, poi punto a capo, e il verbale recita così: smentisco tutto quello che ho detto perché sono uno stupido e mi sono inventato tutto. E lì il verbale cioè si due chiude. frasi una a ruota dell'altra, diciamo. Esatto, così compaiono nel verbale. Poi Muschitta, intercettato dopo la chiusura del verbale, il giorno dopo, intercettato perché comunque gli inquirenti evidentemente non si fidavano, volevano capire, parlando in macchina con il papà, Muschitta dice: io ho detto la verità. E il papà gli risponde: stai tranquillo, loro hanno fatto questo per proteggerti. Allora, questi sono i fatti. Se entriamo nel campo delle interpretazioni, l'interpretazione più logica è che qualcuno degli inquirenti gli abbia detto: per proteggerti ti facciamo dire quest'ultima frase, ma non preoccuparti perché noi teniamo conto della tua testimonianza. Sì. Questa è naturalmente un'interpretazione, perché altrimenti non c'è spiegazione di quello che è successo. Anche perché, L'avvocato, scusami, la cosa logica sarebbe stata anche richiamarlo dopo quell'intercettazione, no? È quello che dice sempre l'avvocato di Stasi, l'avvocato De Rensis, dice: dopo quell'intercettazione, se io fossi stato il PM titolare delle indagini, l'avrei richiamato e gli avrei chiesto conto di quell'intercettazione. Ma come? Prima mi dici che ti sei inventato tutto e poi a tuo papà dici che hai detto la verità. Come dice De Rensis, è il testimone inattendibile più preciso della storia. Quanto alla Berbani, è vero, lei ha questa signora che abita lì vicino, ha visto una bicicletta nera in un orario compatibile con quello del delitto, ma questa bicicletta nera non è mai stata in realtà individuata, cioè è mancata l'analisi, il sequestro delle biciclette nere degli abitanti di Garlasco, o perlomeno delle persone che potevano ruotare intorno alla figura di Chiara Poggi. Che poi non è Manhattan, per dire, che Garlasco, no? Come dimensioni. Diciamo. Insomma, questo è uno dei famosi 47 errori, cioè qualunque investigatore, non voglio dire dell'FBI, ma qualunque investigatore avrebbe detto: la signora ha visto una bicicletta nera, adesso vediamo le biciclette nere che ci sono in questo paese. E quindi non solo quella di Stasi, ma quella di se ce l'aveva Andrea Sempio, se ce l'avevano gli amici di Chiara, se ce l'avevano gli amici di Sempio, se ce l'avevano gli amici di Alberto Stasi, se ce l'avevano le gemelle K, se ce l'avevano altre famiglie, no? Quindi, ma questo non è stato fatto. Quindi c'è stata grande confusione sulla bicicletta, così come c'è stata grande confusione sui pedali. Ah, certo. Perché una delle fake news che continuano a circolare è quella che dice che Alberto Stasi ha sostituito i pedali, cosa che è stata smentita durante i processi. È stata smentita addirittura da una perizia fatta fare dalla PM Barbaini, che è la PM dell'accusa che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Ha fatto fare una perizia e il perito, che si chiama Dinozzi, ha concluso che non c'è stato nessuno scambio di pedali. Però si continua a parlare dello scambio dei pedali, come se Alberto Stasi, immaginando che sui pedali della sua bicicletta avesse potuto depositare del DNA di Chiara, invece di disfarsi della bicicletta, si fosse messo col cacciavite a mettere i pedali su un'altra bicicletta. Una cosa
anche dal punto di vista della logica assurda. Anche perché, scusami, se i due erano, tra l'altro, se i due erano fidanzati, come dire, poteva esserci anche per 1000 altri motivi il DNA sulla bicicletta, ma questa è una postilla. C'è anche una prova di questo, perché un paio di settimane prima del delitto Alberto e Chiara erano andati al Santuario della Bozzola, dove c'era una festa, qualcosa, non ricordo esattamente, e lei ha viaggiato sulla canna della bicicletta Umberto Dei di Alberto Stasi. Al ritorno, questo raccontano i familiari, lei si era leggermente, c'era stato aveva sbattuto con il piede contro il pedale o la catena della bicicletta, quindi si era fatto una piccola escoriazione. Quindi è anche possibile che quando è stato trovato il DNA di Chiara sui pedali di quella bicicletta, che il DNA che inizialmente era stato definito materiale, che era stato definito materiale ematico e che aveva portato al primo arresto di poi scarcerato dopo 3 giorni, poi in realtà a un'analisi più approfondita si è capito che quel materiale che apparteneva comunque a Chiara non poteva essere definito di sangue, poteva essere di qualunque cosa, di pelle, di qualunque cosa. Quindi anche quella è una prova che non esiste, che è stata smentita, insomma. Sì. Senti, volevo sottoporti da non cronista giudiziario, non l'ho mai fatto, mi sono ahimè sempre occupato di politica tendenzialmente, ma da uomo che non vuole rinunciare a avere un rapporto con la logica elementare. Mi sembra, osservando da fuori, di vedere 2 grosse anomalie nell'attuale situazione, anche riferita alla nuova inchiesta, proprio in senso tecnico, nel senso che mi sembra di vedere l'avvocato del nuovo indagato che difende a spada tratta l'innocenza del condannato in via definitiva, da un lato. Dall'altro lato, vedo i rappresentanti, l'avvocato della parte civile della famiglia Poggi, che non sembra, entusiasta della nuova inchiesta, dell'azione degli inquirenti che è mirata a verificare la verità sulla morte della vittima. Non sono un po' 2 anomalie? Sì, c'è una strana confusione in questo, perché qui gli unici che sembrano seguire una linea retta sono i difensori di Alberto Stasi, cioè Giada Bocellari e Antonio De Renzi. Loro difendono Stasi, sono convinti dell'innocenza di Stasi. Poi c'è l'avvocato Lovati, ormai famoso, diventato quasi una star televisiva, che oltre a lanciare strane teorie, strani messaggi, ha sempre detto che secondo lui Stasi è innocente. Quindi Lovati, che è l'avvocato del nuovo indagato Andrea Sempio, sostiene che il condannato è stato condannato ingiustamente. Poi c'è l'avvocato Tizzoni, che è da sempre, cioè dal primo minuto, l'avvocato della famiglia Poggi, cioè dei genitori della ragazza morta, che facendosi forte della convinzione della famiglia Poggi che giustizia sia stata fatta, in realtà lui si batte realmente contro questa nuova inchiesta. È sceso pesantemente in polemica con i nuovi inquirenti, con la procura di Pavia, sostenendo in pratica che tutta l'inchiesta che vede coinvolto Andrea Sempio sia sbagliata. Questa cosa fa un po' riflettere, perché naturalmente l'opinione pubblica si aspetterebbe dalla famiglia della vittima una disponibilità alla ricerca della vera verità, no? Certo. Però bisogna anche rispettare il fatto che questa famiglia da 18 anni è priva dell'amore della figlia, e loro sono convinti che giustizia sia stata fatta, e questo atteggiamento va assolutamente rispettato. Quindi è strano, ma credo che vada capito.
Non c'è dubbio, da padre strasottoscrivo. Invece volevo sottoporti un altro lato della questione che scomoda più la nostra categoria, a mio giudizio. Cioè la premessa che ti faccio è, dal mio punto di vista, la classe giornalistica, diciamo, di questo paese, da forse decenni, è troppo sdraiata sulle procure, cioè spesso si dedica al copia e incolla di quello che esce dalle procure in modo acritico e fa da buca delle lettere delle procure e, come dire, racconta in modo spesso apologetico o acritico l'iniziativa delle procure. Invece, in questo singolo caso, come dire, questa regola non vale più e anzi spesso c'è dello scetticismo esplicito, se non del dileggio, rispetto all'iniziativa della nuova procura di Pavia, che peraltro rispetto all'andazzo generale in Italia si segnala per una discrezione, un silenzio professionale, come dire, non comune. Non trovi che sia un po' schizofrenica questa cosa? Beh, guarda, io credo che molti colleghi giornalisti, ma non solo colleghi giornalisti, anche genetisti, ex generali del RIS, esperti, periti, criminologi e quant'altro, siano in forte imbarazzo in questa vicenda, perché in questa vicenda vede per la prima volta riaprirsi un caso non perché dei giornalisti se ne stanno occupando, ma perché una procura della Repubblica riapre il caso. Quindi c'è una procura della Repubblica, semplificando al massimo, contro la procura precedente, no? Certo. E quindi non si sa bene, non si sa più con chi sta, cioè ci sono colleghi e non solo colleghi, come dicevo, che non sanno più da che parte stare, perché quello che hai detto è sacrosanto. Io l'ho anche scritto più volte, ci ho anche fatto un romanzo giallo che è uscito l'anno scorso, che si chiama Suicidio imperfetto, cioè io racconto sostanzialmente come funzionano nei casi di delitti che poi diventano delitti anche mediatici. Funziona così, che i colleghi che devono lavorare per i quotidiani, per le radio, per le TV, per i siti, devono dare le notizie. E chi le dà le notizie nell'immediatezza del fatto? Le danno gli inquirenti. Certo. E quindi se gli inquirenti si innamorano di una tesi, di una pista e dimenticano dolosamente o colposamente le eventuali piste alternative, i colleghi che devono lavorare sul tamburo, come si dice, non possono che abbeverarsi a quelle che sono la fonte primaria. Questo fin dai tempi di Tangentopoli, no? Cioè, certo. siamo come dire, dipendenti da quello che ci viene dato dai comunicati stampa. In questo caso hai ragione tu, molto stringati, ma in altri casi invece sovrabbondanti, e quindi poi ci si innamora della stessa tesi di cui si sono innamorati gli inquirenti. Poi ci sono colleghi che hanno invece voglia di scavare più a fondo. Ti voglio ricordare un collega che sicuramente ricordi, Giangavino Sulas, Certo. con cui purtroppo scomparso, con cui ho lavorato a lungo, e lui invece era il tipico collega che non si accontentava mai della prima verità, per cui ha sempre cominciato a indagare, mi ricordo, sul caso del delitto di Perugia, sul caso di Erba, sul caso Bergamini, insomma su tante storie che sembravano finite. Lui ha cominciato a raccogliere informazioni, per esempio, dalle difese, cioè andare a parlare con gli avvocati che difendono gli imputati o i condannati. A volte ti dà delle informazioni che non necessariamente le procure ti danno, no? Quindi quello che sta succedendo in questo momento è assolutamente anomalo, perché abbiamo una procura che mette in discussione tutto il lavoro non solo della procura precedente, ma di addirittura 5 processi celebrati in tribunale, le indagini dei celebrati e prestigiosissimi RIS di Parma e quant'altro. E quindi si tratterebbe di rimettere in discussione tutto quello che si è pensato, fatto e scritto nei 18 anni precedenti. Non è facile e molti colleghi sono in imbarazzo. Ho anche l'impressione che alcuni di loro
stiano rivedendo le loro convinzioni, ma insomma stiamo a vedere. Stiamo a vedere. Noi ovviamente andremo avanti a indagare con te per un'altra ora le 1000 sfaccettature del caso, ma so che hai altri impegni, quindi ti lasciamo. Diciamo, possiamo lasciarci concordando tra noi che ove mai Stasi non fosse colpevole, si tratterebbe forse del più colossale errore giudiziario della storia della Repubblica Italiana, diciamo a mio modesto avviso. Beh sì, forse più grande ancora di quello di cui tutti noi spesso parliamo, che è il caso Tortora, perché in questo caso c'è proprio una condanna definitiva che verrebbe rimessa in discussione. Sono d'accordo. Ti ringrazio davvero, direttore, ti auguro un buon lavoro. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. A presto. Avete